incidente all'alba sulla A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. A perdere la vita un 52enne di Dolo, Alessandro Pizzato. Il suo camion si è ribaltato dopo lo scontro con un'auto. Conclusa l'autopsia, ora si attende il nulla osta per decidere la data del funerale di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Tragedia sfiorata alle Torri di Falzarego. Durante l'intervento di soccorso ad un'alpinista veneziana, un incidente ha coinvolto la paziente, la dottoressa dell'equipe dell'elicottero del SUEM. Sono vive per miracolo. Disavventura a lieto fine per una turista settantenne in vacanza a Pellestrina, rianimata dopo oltre un'ora di massaggio cardiaco. La vicenda riporta all'attenzione il tema di quanto siano importanti i servizi sanitari nelle isole. Durante un servizio antispaccio a Porto Santa Margherita, i carabinieri hanno colto in flagrante un 18enne mentre cedeva un involucro contenente dell'hashish a un minorenne. È stato arrestato. Domani alle 18:30 esordio degli arancione-neroverdi di Giovanni Stroppa nella massima serie. Pienone al Penzo di Sant'Elena contro il Lecce. Sono già in palio punti salvezza. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo questa edizione con il grave incidente che si è verificato sulla A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro nel territorio comunale di Pocenia in provincia di Udine. A perdere la vita un 52enne di Dolo. Alessandro Pizzato, 52enne di Dolo, ha perso la vita all'alba in un incidente lungo la A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, un'auto che stava procedendo sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che la procedeva guidato dal 52enne, facendogli perdere il controllo del mezzo pesante che è andato a colpire la barriera di sicurezza centrale che separa le due carreggiate dell'autostrada, ribaltandosi proprio dal lato del conducente e senza lasciargli scampo. Solidarietà e vicinanza alla famiglia, a tutti i suoi cari e amici di Alessandro Pizzato, un nostro concittadino dolese di San Broson, scomparso in un tragico incidente questa notte. Non solo siamo vicini, ma anche esprimiamo tutto il nostro aiuto a tutti coloro che conoscevano Alessandro e che oggi lo piangono, assieme appunto ad una comunità, quella ambrosiana e dolese tutta. Gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione le fasi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire perché l'automobile abbia tamponato l'autocarro e le successive circostanze che hanno portato il mezzo pesante a schiantarsi contro la barriera centrale. Le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata si sono concluse verso le 8:30 e la circolazione è tornata alla normalità. Un altro incidente stradale si è verificato poche ore fa a Jesolo. Una ragazza di 17 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il grave incidente si è verificato questo pomeriggio in via Albanese. Come detto, a Jesolo anche il motociclista è rimasto ferito. Conclusa l'autopsia, ora si attende il nulla osta per decidere la data del funerale di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato la notte di Ferragosto. I dubbi erano ormai pochi, ma l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin dal dottor Terranova, incaricato dal PM, e dal dottore Elmasiom, il consulente scelto dall'avvocato di famiglia, li ha dissipati definitivamente. La 39enne è stata strozzata dall'ex fidanzato Dino Keber. Per capirlo è bastata una radiografia, ma i medici hanno lavorato ore cercando ogni altro indizio sul corpo che potesse aiutare a ricostruire il delitto di Ferragosto e ora si attendono gli esami tossicologici per capire se Tania sia stata drogata o meno prima di essere uccisa. Gli esami sui prelievi e sui liquidi che hanno prelevato dalla ragazza, perché siccome mi ha confermato che non ci sarebbero segni di reazione, cioè di difesa, e quindi l'evento, mi dice, siccome potrebbe essere stato un fatto estremamente improvviso e può succedere quindi che questo non dia scampo e la ragazza non è stata in grado di difendersi per la repentinità
dell'aggressione. L'altro aspetto invece potrebbe essere che non era in grado di difendersi perché magari era con una condizione un po' di volontà scemata, e allora questo però lo si verificherà dalle analisi. Il pubblico ministero ha deciso di disporre un'autopsia anche sul corpo dell'assassino trovato impiccato nella sua casa a San Bruson di Dolo, mentre la famiglia di Tania attende il nulla osta per il funerale. Ieri ho poi anche subito fatto una istanza, anche se credo che lunedì provvederà d'ufficio di sua iniziativa il pubblico ministero, per il nulla osta alle esequie, alla sepoltura, e quindi sono andato anche per rassicurarla su questo, perché ovviamente adesso purtroppo il prossimo impegno incombente sarà quello di organizzare il funerale. Che ancora non è stato deciso se si svolgerà a Camponogara, dove Tania viveva da qualche tempo, o a Vigonovo, suo paese d'origine, dove vivono i genitori. Intanto il Ministero di Giustizia ha ribadito come il caso sia ancora in fase di valutazione attraverso un'indagine interna. In merito all'eventuale invio di ispettori, si legge in una nota, il Ministero informa che il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma che nessuna iniziativa è stata intrapresa. Da Camponogara ci spostiamo a Caorle per il caso della ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale ad Una Verde. Dalla versione fornita dal 14enne emerge una dinamica davvero inquietante. I 3 uomini sospettati di averla drogata avrebbero tentato un approccio anche con un'altra giovanissima. Sono sequenze terribili quelle riferite agli inquirenti dalla ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale ad Una Verde, per cui è stata attivata la procedura di codice rosso. Agli inquirenti la 14enne avrebbe riferito di essere stata spiata, poi immobilizzata e costretta a ingerire una pasticca, e questo prima del blackout durato oltre un'ora e sul quale si stanno concentrando le indagini condotte nel più stretto riservo. La ragazzina stava rientrando nel suo appartamento con la madre quando qualcuno forse le ha prima intercettate e poi seguite, intuendo dalla loro conversazione che la 14enne sarebbe nuovamente uscita di casa con le amiche. Una volta sola l'adolescente sarebbe stata accerchiata da 3 uomini, uno l'avrebbe tenuta ferma per le braccia mentre l'altro le tappava la bocca, il terzo a sua volta le avrebbe fatto ingerire la sostanza, uno stupefacente o comunque un farmaco, poi appunto il vuoto della mente fino alla fuga del gruppetto. Questa è la versione della 14enne, con le forze dell'ordine impegnate a trovare i riscontri necessari. I 3 soggetti dal canto loro sono giovani cittadini stranieri, comunque maggiorenni, collaboratori di una struttura ricettiva. Sotto la lente ci sarebbero anche le loro timbrature e le loro abitudini. E c'è un'ulteriore ombra, ovvero che nelle serate precedenti abbiano tentato un approccio anche con un'altra giovanissima in vacanza. Nulla chiaramente viene lasciato al caso in questa fase. Accertamenti sono ancora in corso dal punto di vista sanitario. La 14enne, come previsto dalla procedura del codice rosso, è stata presa in carico da un centro antiviolenza. Tragedia sfiorata alle Torri del Falzarego, poco più di una decina di chilometri in linea d'aria da Rio Gere a Cortina. Durante l'intervento di soccorso ad un'alpinista infortunata in parete, un incidente ha coinvolto sia la paziente che la dottoressa dell'equipe dell'elicottero del SUEM. Miracolosamente nessuna delle 2 è in pericolo di vita. Sono vive per miracolo una dottoressa del SUEM in servizio su Falco 1 e una alpinista di 25 anni di Venezia, precipitate per decine di metri dalle Torri del Falzarego. Lì, attorno alle 10, si era diretta l'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore per soccorrere l'alpinista caduta in parete. L'equipe pronta all'intervento era stata trasferita per il recupero della donna, ma a soccorso praticamente concluso. Un inconveniente operativo ha coinvolto sia la paziente già imbarellata che la dottoressa del SUEM. Secondo le prime e più plausibili ricostruzioni, qualcosa non avrebbe funzionato mentre si procedeva ad issare con verricello la barella, che potrebbe essersi rovesciata trascinando con sé la dottoressa. Immagini diffuse tramite un video postato sui social e poi rimosso potrebbero confutare la dinamica. Il video infatti mostrerebbe un soccorritore con imbrago ruzzolare all'indietro assieme alla barella. Come siano andate le cose lo spiegheranno gli accertamenti tecnici in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non si è tramutato in tragedia per miracolo. Lo scivolamento a valle su piano inclinato di medico e paziente imbarellata si è arrestato quasi in modo naturale, salvando a entrambe la vita.
Alle Torri del Falzarego è arrivato Falco 2 che ha recuperato la giovane alpinista veneziana trasportata in codice di media gravità all'ospedale di Treviso. Falco 1 si è occupato della dottoressa del SUEM trasferita al San Martino di Belluno. Fortunatamente l'attacco ha dato esito negativo e in serata la professionista del SUEM sarà dimessa, come conferma l'ULSS Dolomiti. L'incidente è accaduto quasi negli stessi minuti in cui a pochi chilometri di distanza da Rio Gere ci si stava preparando a commemorare la tragedia che 17 anni fa causò la morte dell'intero equipaggio dell'elicottero del SUEM precipitato dopo aver impattato contro i cavi della media tensione. Falco ci ha protetto, l'unico pensiero possibile a fronte di una coincidenza agghiacciante che ha fatto seccare le parole in bocca e tremare le vene e i polsi. Un giovane disabile è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la sua carrozzina sulle strisce pedonali. L'incidente nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi della chiesa di San Giorgio a Chirignago. L'impatto è stato tale da schiacciare la carrozzina. Il giovane è rimasto incastrato ed è stato liberato dall'intervento congiunto di SUEM 118, allertati dallo stesso conducente dell'auto e vigili del fuoco. Trasportato all'ospedale di Mestre, non è in pericolo di vita. Disavventura a lieto fine per una turista settantenne in vacanza a Pellestrina rianimata dopo oltre un'ora di massaggio cardiaco. La vicenda riporta con forza l'attenzione il tema di quanto siano importanti i servizi sanitari nelle isole. Eccolo l'equipe del 118 che insieme al SUEM di Pellestrina è riuscito a salvare, rianimandolo dopo oltre un'ora di massaggio cardiaco, un turista settantenne in vacanza nell'isola che si era sentito male dopo essere sceso in spiaggia per godersi una serena giornata al mare in località Sestiere Vianelli, all'altezza del campo delle Tre Rose. L'uomo è stato colto da malore, ma i sanitari si sono prodigati senza mai perdere la speranza di poterlo salvare e alla fine ce l'hanno fatta. Era presente in isola in quelle ore per un sopralluogo concomitante anche l'assessore alla pesca e all'economia del mare Alessandro Scarpa Marta, che ha tenuto a ringraziare di cuore tutto il personale intervenuto. Un ringraziamento particolare al personale sanitario, agli infermieri del SUEM, ai sanitari dell'elicottero che sono intervenuti, che con un caldo estremo a 35 gradi erano sfiniti, stanchi, ma sono riusciti comunque a lavorare, a fare il proprio lavoro e a salvare una vita. L'episodio è stata anche l'occasione per riflettere e ribadire la necessità di potenziare i servizi sanitari in isola. L'assessore chiede, tra le altre cose, anche la presenza fissa di un rianimatore a Pellestrina. In un'isola così lontana è importante che ci sia un medico che possa operare, che possa intervenire nei casi di urgenza, nei casi di codice rosso. Non per ultimo l'importanza anche di un'idroambulanza ormeggiata proprio davanti al distretto, nella zona di Pellestrina, per fare in modo di velocizzare quelli che sono i trasporti nei casi di emergenza. Una storia drammatica questa, che ha messo però in evidenza la prontezza dei soccorsi e la preparazione del personale, e si è così conclusa con il lieto fine. A Porto Santa Margherita i carabinieri hanno arrestato un 18enne sorpreso mentre cedeva della droga a un minore. Durante un servizio antispaccio a Porto Santa Margherita i carabinieri hanno colto in flagrante un 18enne di Caorle, presunto spacciatore, mentre cedeva un involucro contenente dell'hashish a un minorenne. I militari erano appostati a poca distanza in fase di osservazione. Senza essere visti, sono passati all'azione per controllare il giovane, trovandogli 50 grammi di hashish che stava cedendo al minore, più altri 50 e 95 euro in contanti nascosti negli slip, insieme a materiale per impacchettare la droga. A quel punto, visto che avevano anche notato lo spacciatore frugare tra alcuni cespugli poco distanti, hanno scoperto che proprio lì in mezzo aveva nascosto 18 panetti da 50 grammi per un totale di 9 etti di hashish. Quindi è scattato l'arresto, oltre al sequestro di 1 chilo di droga e del materiale che aveva con sé.
Accompagnato in caserma, il 18enne, dopo la convalida del fermo, è stato messo agli arresti domiciliari. Nei primi 15 giorni del mese il comando provinciale dell'Arma ha intensificato i controlli del territorio anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale e della navigazione, in particolare nelle località balneari contro la mala movida e nei luoghi frequentati dai giovani. 2.800 i mezzi ispezionati e oltre 6.500 le persone controllate, fra cui 22 denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 5 per guida sotto l'effetto di sostanze e 7 per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Segnalate al prefetto 38 persone per uso di sostanze trovate con cocaina, marijuana, hashish e metanfetamine. Sono oltre 100 le chiamate arrivate ieri pomeriggio ai vigili del fuoco, soprattutto per caduta di alberi per l'ondata di maltempo che si è abbattuta nel veneziano, una settantina gli interventi. Sono state 110 le chiamate ai vigili del fuoco tra le 14 e le 20 di venerdì a causa della forte pioggia che si è abbattuta anche sul veneziano. Circa 70 gli interventi che hanno interessato trasversalmente il territorio della città metropolitana, soprattutto per rami spezzati e cadute di alberi come quello di fronte alla sede dell'INPS a Venezia, poco distante da Piazzale Roma, che non ha provocato danni né feriti ed è stato rimosso in poco tempo. L'episodio più grave ha riguardato il crollo di un albero in un campeggio di Caorle, dove una 35enne di origini tedesche era nella sua tenda quando il telo è stato schiacciato dall'albero abbattuto dalle raffiche di vento. Soccorsa sul posto, la donna non ha riportato gravi ferite. A Chioggia, fanno sapere i vigili del fuoco, gli interventi sono stati 4, 6 a Jesolo, 8 a Mira, 3 a Porto Gruaro, 7 a San Donà di Piave, 2 a San Michele al Tagliamento, 3 a Spinea, oltre che Mestre Marghera e Favaro Veneto. A Venezia, terraferma e isole, gli interventi sono stati 25, di cui 6 al Lido, soprattutto per scantinati e piani interrati allagati, 1 a Sant'Erasmo, 4 in Laguna. A supportare i vigili del fuoco si sono affiancate anche pattuglie della polizia locale, volontari della protezione civile e in qualche caso, per precauzione, anche le ambulanze del SUEM, seppur non siano risultati altri feriti o coinvolti nel maltempo. Il Veneto è tra le grandi regioni del nord Italia quella che perde più laureati perché si trasferiscono all'estero, una fuga che si giustifica secondo uno studio della CGA di Mestre, anche con un modello economico che non è in grado di assorbire del tutto le richieste lavorative dei giovani. È vero che molti giovani laureati si trasferiscono a lavorare all'estero, ma a livello nazionale la loro partenza viene abbondantemente sostituita dai loro coetanei stranieri che si trasferiscono in Italia. Un fenomeno che però non si ripete del tutto in Veneto, dove nell'ultimo quinquennio il saldo è negativo di quasi 700 unità. Non un numero enorme, ma abbastanza da rendere il Veneto l'unico in passivo tra le più grandi regioni del nord Italia. Dati negativi si registrano peraltro anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche se il fenomeno ha dimensioni contenutissime, il Veneto perde la sfida dei laureati. Rispetto a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la nostra regione sconta un problema strutturale. Poche grandi imprese, ancora meno multinazionali, sono realtà che altrove assorbono i giovani con titolo di studio universitario. Secondo lo studio della CGA di Mestre, tra il 2019 e il 2024 si sono trasferiti all'estero 11.316 giovani veneti, ne sono rientrati 3.288 e ne sono arrivati dall'estero altri 7.357 con almeno una laurea triennale. Il saldo è negativo di 671 unità, non una cifra enorme ma comunque un dato negativo. A pesare anche il declino di un sistema bancario e assicurativo che un tempo garantiva lavoro qualificato, ora non più. Resta un tessuto fatto di micro e piccole imprese, competitive nel mondo ma troppo piccole per far spazio a tutti. In ognuno dei 5 anni monitorati dalla CGA di Mestre sono emigrati all'estero una media di circa 2.300 laureati veneti tra i 25 e i 34 anni al netto dei veneti rientrati. Il dato è significativo anche se poi, rapportato alla popolazione universitaria, si riduce all'1,4%. Ciò non toglie però che il problema esiste. In una regione che vuole crescere economicamente il saldo dovrebbe almeno essere positivo. Conosce gente che per caso dei giovani che sono dovuti trasferire? Beh, conosco persone sì che vivono, che si sono trasferite all'estero, sì. Cosa le hanno detto, che ci si sta meglio?
Un po' meglio sì, Bengodi non c'è da nessuna parte, però un po' meglio sì. Quando i ragazzi fanno anche gli Erasmus che vanno all'estero si rendono conto che lì hanno più opportunità e più possibilità, quindi dopo di conseguenza quando ritornano ci pensano un po' se rimanere in Italia oppure andare all'estero dove hanno magari avuto delle opportunità maggiori. Non lo sapevo sinceramente. Sembra che soprattutto gli ingegneri rimangono, mi pare, noi abbiamo parecchie, io lavoro nel campo dell'automazione, mi pare che ingegneri rimangano, qui abbiamo molte aziende nel campo dell'automazione. Che dicono che generalmente andando all'estero o in altre regioni vi viene più riconosciuta la carriera, le competenze. Forse nella seconda assunzione, ecco, però in prima assunzione credo che rimangano abbastanza. Almeno questa è la mia sensazione. Lei poi. Che ramo lavora? Automazione industriale. Ora parliamo di calcio perché domani alle 18:30 allo stadio Pierluigi Penzo c'è l'esordio in Serie A del Venezia contro il Lecce. Voglioso e ansioso di incominciare, quindi non vedevamo l'ora, adesso finalmente si comincia a far sul serio, quindi bello, bellissimo. Dopo la trionfale promozione dello scorso anno, il Venezia Football Club riabbraccia la Serie A con la mission di restarci a lungo. Esordio di campionato finalmente a Pierluigi Penzo di Sant'Elena contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, l'ultimo allenatore del Venezia in Serie A e predecessore proprio di Giovanni Stroppa, grande condottiero, insieme al direttore generale Filippo Antonelli, del ritorno nella massima serie dei Lagunari. Incroci ed emozioni, ma quel che più conta è che contro il Lecce sono già in palio punti salvezza molto molto preziosi. Cercheremo di essere equilibrati, solidi e cercando di fare la nostra partita come sappiamo fare. Affrontiamo un avversario tosto, ci sono assolutamente delle identità forti da dover affrontare, quindi dobbiamo essere veramente perlomeno molto più bravi di quello che abbiamo fatto col Modena. C'è grande entusiasmo attorno al Venezia per la crescita di società e squadra. I Lagunari però non vincono l'esordio in Serie A da ben 86 anni. Intanto Filip Stankovic ha rinnovato il suo contratto con il Venezia fino al 2030, altro grande colpo del direttore Antonelli. Stroppa regge così la prima di Coppa Italia tra luci e ombre contro il Modena. Qualcuno è in ritardo, è innegabile, è in ritardo a livello fisico e in ritardo di idee. Detto questo, si migliora, si va avanti, si lavora a poter migliorare le cose che sicuramente non abbiamo fatto bene. Ci sono tante cose positive, ma sicuramente abbiamo mostrato troppi difetti, soprattutto nelle ripartenze dell'avversario. Quindi quando parlo di solidità, quando parlo di equilibrio, sicuramente bisogna partire da una fase difensiva più attenta. E ora andiamo a Lido dove si stanno vivendo giornate di intense celebrazioni per il centenario dell'aeroporto Giovanni Nicelli. Era il 18 agosto 1926 quando partì il primo volo della tratta transadriatica Lido di Venezia a Vienna. I velivoli dell'epoca avevano la cabina di pilotaggio all'aperto. Iniziò così la grande epopea dell'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò Lido di Venezia, il primo scalo dell'aviazione civile d'Italia. Lo scalo lidense ha celebrato il traguardo del centenario con tanta voglia di guardare al futuro. Abbiamo 6-7 mila movimenti l'anno, sta crescendo fino a riempirsi. Abbiamo aperto le porte a tutti, ovviamente gli appassionati, quelli che abbiamo anche invitato noi personalmente per dimostrare loro a che punto l'aeroporto è arrivato nel recupero, perché l'abbiamo recuperato in buona sostanza, non perché prima era trasandato, l'abbiamo fatto diventare come era negli anni 30, quindi volevamo mostrarlo a tutti quello che abbiamo fatto negli anni dal 2019 ad oggi. 100 anni che sono non solo da festeggiare ma da far conoscere, perché ha una storia importantissima, è stato il primo aeroporto di aviazione civile, il primo con i voli internazionali, pensiamo alla Venezia-Vienna, e quindi insomma un aeroporto esistente nel momento in cui città importanti come Roma e Milano non lo avevano ancora nemmeno in programma, e quindi penso che questo sia parte della storia del paese e dell'Italia intera. Tra le iniziative di questo importante compleanno, celebrato anche con un concerto lirico di prestigio, una mostra fotografica aperta al pubblico fino a settembre e visitabile gratuitamente. Tanti appuntamenti in arrivo anche per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Siamo molto felici che arriviamo a questo centenario con un aeroporto vivo, importante come diceva per Venezia, perché
si mette a fianco a quello della Save, ha un traffico completamente diverso, è vicinissimo a Venezia. Tra i pionieri del volo si ricordano i fondatori Giorgio Cini, Renato Morandi e Umberto Klinger. Questa mostra rappresenta cosa? Rappresenta un aeroporto resiliente perché ha attraversato un secolo, sopportando tutte le crisi che sono state, anche la guerra, importante perché la guerra non ci ferma, è un pannello proprio così, perché qua hanno portato via tutto i tedeschi, non c'era niente, tutto il ferro che c'era qua l'avevano portato via. Quindi è una storia bella quella di Nicelli, perché ha saputo rigenerarsi. Dal punto di vista lavorativo, una cosa, sono nato con Nicelli. Io ho fatto 8 mesi di magazzino, divertendomi enormemente, perché ogni scusa era buona per finire di qua a bersi un goccetto, a farsi un caffè. Era l'ultimo servizio di questa edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Grazie per averci seguito, arrivederci.